Oggi ti spiego perché insisto tanto sulla conoscenza delle tecnologie di rivelazione. Ciao, sono Davide Marcomini, nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza, ma sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. In questo video vorrei provare a spiegare perché insisto sempre così tanto sulla conoscenza delle tecnologie di rivelazione. Certo, potresti dire, Davide, effettivamente hai rotto le con queste tecnologie di rivelazione. In realtà, dal mio modo di vedere il mondo della sicurezza, invece, è basilare conoscere le tecnologie della rivelazione, perché sono alla base appunto della sicurezza in sé. La norma specifica che tratta la sicurezza degli impianti di allarme è la CEI 793. Ebbene, la CEI 793 ci dà l'idea della misura della sicurezza di un impianto di allarme? Purtroppo no, perché vengono sì esplicitati i livelli di prestazione, ma attenzione, prestazione, non sicurezza. La differenza, la sottile differenza tra prestazione e sicurezza è che purtroppo la norma non tiene conto delle tecnologie di rivelazione, ovvero se per la norma è sufficiente rivelare l'attraversamento di un varco o l'avvicinamento dall'esterno, ecco, questo avvicinamento non viene in alcun modo distinto tra le varie tecnologie che possono rivelare l'attraversamento appunto o l'avvicinamento, così come se parliamo di apertura o di effrazione. Non viene fatta distinzione tra le varie tecnologie che mi permettono di rivelare quella determinata azione. Quindi nel caso dell'apertura il contatto magnetico può essere il RID, ma il RID con antimascheramento o senza antimascheramento? Può essere un Magnasphere di grado 2 o di grado 3. Per quanto riguarda l'attraversamento, può essere un infrarosso passivo o una microonda, può essere un infrarosso attivo o un laser. Purtroppo nemmeno la norma ci viene in aiuto dicendoci quale tecnologia è più performante o è più sicura. Di conseguenza dobbiamo affidarci all'esperienza del tecnico. L'esperienza del tecnico che in questo caso fa veramente la differenza tra cosa è sicuro e che cosa lo è meno. E ti dirò di più, le tecnologie della rivelazione sono la cosa più importante, l'aspetto più importante di un impianto, dal mio punto di vista ancora più importante dell'eventuale tecnologia di trasmissione, ovvero parliamo spesso di wireless o cablato. Il wireless può essere disturbato da un jamming, di jammer, di anti-jammer. Ho già parlato in altri video anche recentemente, ma sebbene sia vero che è possibile disturbare un impianto, è altrettanto vero che è possibile rilevare l'azione del disturbatore e quindi ho dei metodi per poterla segnalare.
per poter segnalare quindi che mi stanno disturbando l'impianto e riesco a segnalarlo remotamente in diversi modi. Anche di questo abbiamo parlato in altri video. Diversamente, per quanto riguarda le tecnologie della rivelazione, se un malintenzionato, se un potenziale intruso sa come eludere le diverse tecnologie, a quel punto non ci sarà più nulla da fare. Se io riesco a eludere un rilevatore esterno, poiché dotato di tecnologie più o meno facilmente eludibili, non voglio soffermarmi su questo aspetto, non ci sarà più nulla da fare, non ci sarà più nulla che possa segnalare l'evento, l'azione dell'intrusione, perché messa a segno a seguito dell'elusione di un rilevatore che, se non mi ha rilevato, se non ha rilevato il ladro, a quel punto non può più fare nulla. È inutile avere la tecnologia per trasmettere l'allarme se non l'ho rilevato, se non ho rilevato l'azione dell'intrusione. La cosa più importante, basilare nei nostri impianti di allarme sono le tecnologie della rivelazione, altrimenti se non posso rivelare o rilevare l'azione dell'intrusione, nessuno la potrà segnalare. Ecco, spero di averti dato uno spunto utile sul quale riflettere anche in questo video. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti e spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!